Mense e banchetti nella Udine rinascimentale. Un percorso attraverso le scoperte archeologiche ed il ricco patrimonio culturale della città di Udine. Cibo, libri, suppellettili e rituali di nobili friulani tra 400 e 500. Sala 1. È un ricettario, il primo libro stampato in Friuli. I primi ricettari moderni di cucina risalgono al XIII-XIV secolo. Le limitate testimonianze manoscritte riguardano tutte le cucine delle corti e delle casate signorili, mai quella popolare, e presentano una suddivisione in base ai tipi di alimenti. In Italia, a metà 400, si afferma il Libro de Arte Coquinaria, testo innovativo in volgare del maestro Martino da Como. L'umanista Bartolomeo Platina, che conosce il cuoco Martino, frequenta lo stesso ambiente della curia romana e ha condiviso con lui molti esperimenti in cucina. Pubblica le ricette di Martino in un testo, in latino, che tratta di culinaria, ma anche di dietetica e igiene alimentare e che diventerà un best-seller di fine 400. Questo sarà il primo libro stampato in Friuli, a Cividale, nel 1480. Il cibo è rappresentato anche nel dipinto di Niccolò Frangipane, Allegoria dell'autunno, del 1597. Nelle allegorie delle stagioni compaiono in genere precisi attributi riferiti alle peculiarità di ciascuna. Per l'autunno cesti di frutta, grappoli d'uva e rami d'olivo. Sala 2. Cucine dei poveri, cucine dei nobili. Il divario tra la gente comune e le grandi famiglie nobiliari era enorme e si rifletteva su tutti gli aspetti della vita, anche e soprattutto sull'alimentazione. Le case della gente comune erano estremamente povere e le loro cucine molto semplici. Un'unica stanza fungeva insieme da cucina e da sala da pranzo. Le case signorili erano invece dotate di ampi locali adeguatamente attrezzati per la preparazione di grandi e sontuosi banchetti, spesso affiancati da magazzini per la conservazione di cibi e materie prime. In cucina era impiegato un gran numero di persone. C'era chi si occupava della preparazione e dell'impiattamento delle pietanze, chi si occupava delle carni e anche garzoni destinati alle mansioni più umili. Tutti sottostavano agli ordini del cuoco, persona di grande fiducia del Signore. Tra i materiali ritrovati negli scavi condotti nella città di Udine, ad esempio a Palazzo Ottelio, Palazzo Savorgnan e nella Casa della Confraternita, vi sono alcuni oggetti provenienti dalle cucine dei poveri e dei nobili. Ad esempio olle, ollette, pentole a secchiello e catini coperchio in ceramica grezza da fuoco e vasetti per spezie in ceramica grezza e terracotta depurata, talora con invetriatura interna. Sala 3. Il rituale del banchetto. L'ultima cena di Pomponio Amalteo, dipinto conservato nella Galleria d'Arte Antica del Castello di Udine, rappresenta una finestra sul passato. I personaggi, ossia lo scalco, il credenziere, il bottigliere e i paggi, e ancora gli oggetti per l'apparecchio della tavola sono elementi secondari rispetto alla scena del sacrificio dell'Eucarestia, ma fondamentali per immaginare un banchetto rinascimentale. Il banchetto aveva il suo cominciamento cerimoniale nel dare l'acqua, un rito imprescindibile. L'acqua, spesso aromatizzata con essenze di fiori, erbe, agrumi o altro, era versata sulle mani direttamente dall'acqua manile o mesciroba, venendo raccolta nel bacile. L'asciugamano, posto attorno al collo di chi versava, aveva un capo sotto il bacile,
per assorbire eventuali spruzzi d'acqua, l'altro libero per permettere l'asciugatura delle mani. Figura di fondamentale importanza nel coordinare il banchetto e di grande prestigio è quella dello scalco. Vestito da una bella tunica damascata, è il soprintendente alle cucine, a cui spettava di selezionare e dirigere i cuochi e la servitù, provvedere alla mensa quotidiana del suo signore, con cui teneva personalmente i rapporti, rifornirne la dispensa, organizzare i banchetti nei minimi dettagli. Un altro protagonista della scena è il credenziere. Provvede all'allestimento della credenza, dove vengono predisposte le stoviglie e preparati i cibi da portare in tavola. La credenza diviene spesso uno spettacolo nello spettacolo, per la ricchezza e la raffinatezza dei suoi arredi. Fin dall'ingresso nella sala, gli ospiti ne venivano abbagliati, rivestita da un drappo, sul quale venivano posti in mostra vasellame e stoviglie pregiati. Il banchetto è quindi un rito, una rappresentazione che si esplicitava in ogni più piccolo aspetto e che necessariamente riguardava non solo il cibo, ma anche l'apparecchiatura della tavola. Il piano spesso veniva coperto da un drappo o da un tappeto orientale e sopra si disponeva la tovaglia, sempre bianca o al massimo con i lati corti decorati a fasce azzurre con teorie di uccelli, draghi, torri e altro ancora. Le posate erano di grande pregio. Lame ageminate e dorate, manici in pietre dure, cristallo di rocca, osso e avorio, comprese le forchette, che in età rinascimentale erano conosciute e abbastanza diffuse nei contesti sociali più agiati. I bicchieri hanno pareti bombate e bugne applicate a caldo, ma non mancano esemplari variamente decorati con filamenti e spirali di pasta vitrea. Dello stesso materiale sono anche le saliere. Un altro pretesto d'ornato era anche la piegatura dei tovaglioli, nei quali le fitte pieghettature assumevano spesso forme ricercate e bizzarre. Al bottigliere, custode della cantina di cui possiede le chiavi, spetta la responsabilità del vino da servire in base ai gusti del signore. Ai paggi e ai garzoni spettava di condurre le portate in tavola. Queste si sarebbero susseguite, alternate a intermezzi musicali o recitati, giochi, balli. La perizia del cuoco si manifestava anche nella presentazione dei piatti, che dovevano essere d'aspetto gradevole e possibilmente capaci di stupire ulteriormente i commensali. Per questo motivo si usavano particolari spezie per colorare vivacemente le pietanze, ad esempio zafferano, oppure si ideavano vere e proprie architetture, come la torta o il pasticcio, con la superficie decorata a imitazione di un giardino formale, scandito da confetti al posto di vasi e statue. Il banchetto era quindi un rito, una rappresentazione che necessariamente riguardava non solo il cibo, ma la struttura architettonica, il decoro e l'arredo dell'ambiente, l'apparecchiatura della tavola, perfino l'aria, il cui aroma doveva essere intonato alla stagione. Sulle tavole ed in esposizione nelle case dei nobili friulani vi erano servizi da mensa dall'elegante fondo ribassato. Servizi in maiolica decorata in bianco e blu ispirati alla porcellana orientale. Boccali per la mescita dell'acqua o del vino. Piatti e contenitori da portata spesso caratterizzati da motivi geometrico-floreali o da motivi stilizzati,
che a fianco ai più umili taglieri in legno usati per servire due commensali iniziano a diffondersi sulle mense locali. Erano presenti anche ciotole utilizzate per il consumo di minestre o per il risciacquo delle mani tra due portate. Queste presentavano varie decorazioni, figurate o geometriche, talora in sintonia con le altre stoviglie della mensa. Vi erano bicchieri, calici e bottiglie in vetro. I coltelli in ferro, con codoli in legno o in osso, venivano adoperati dai commensali per porzionare le vivande e portare il cibo alla bocca. I cucchiai erano in legno o in bronzo. Naturalmente i ceti più umili e le comunità monastiche utilizzavano semplice vasellame fittile, privo di decorazioni o con decori semplici, talora coordinati. Particolarmente diffuso il motivo della croce raggiata. Sala 4. Una nuova città. L'impianto medievale della città di Udine si modellò sulla conformazione dell'antico castelliere dell'età del bronzo e solo a partire dal 200 con l'espansione avvenuta al di fuori della terza cerchia. La città fu dotata di altre 2 cinte murarie a inglobare i borghi esterni. Nel corso del XVI secolo si assiste ad un progressivo accorpamento di nuclei residenziali di età medievale, destinato a cambiare radicalmente il volto della città. La progettazione di dimore nobiliari edificate in concomitanza all'ascesa economica di alcune famiglie udinesi si concretizzò nella riqualificazione di interi quartieri. Prima attraverso la creazione di cortili e passaggi coperti di collegamento tra le varie unità abitative accorpate in un'unica proprietà e poi attraverso la definitiva rielaborazione di tali spazi. Il racconto di queste trasformazioni emerge dall'archeologia dei palazzi udinesi, che andarono a inglobare anche aree inedificate, zone artigianali e piccole botteghe sorte sulla riva delle rogge nella fitta maglia della città medievale. Alcuni esempi dell'attività artigianale si possono riconoscere negli scarti delle varie fasi di lavorazione provenienti dalla fornace di Via Brenari, dove si osservano esemplari con la stesura dell'ingobbio bianco, altri con la decorazione a graffito e l'applicazione dei colori e altri ancora con il rivestimento vetroso. O ancora i resti di una conceria, cavicchie ossee di bovino provenienti dagli scavi del 2013 in piazza Primo Maggio, eliminate dopo il trattamento e la concia delle pelli. Sala 5. La celebrazione delle famiglie nobiliari udinesi. Durante il Rinascimento la stoviglieria dei nobili assume spesso una funzione autocelebrativa. Si diffonde infatti l'usanza di affiggere alle pareti i cosiddetti piatti da pompa, raffinati esemplari ceramici esclusivamente destinati all'esposizione, che spesso recavano le insegne di famiglia con lo scopo di ostentare la ricchezza e il prestigio della casata. Nei palazzi udinesi, in particolare da Palazzo Savorgnan, giungono numerosi esemplari di ceramica estremamente raffinata e in alcuni casi importata. Dapprima a soddisfare il gusto della committenza più esigente sono i pregevoli lustri della produzione ispano-moresca, la cui importazione è documentata anche in Friuli. Col declino della produzione spagnola, l'interesse dei mercati si sposta in direzione degli opifici italiani di maiolica, specie Venezia e Faenza. Oppure l'intento celebrativo trova sfogo nelle stesse produzioni locali che spesso rappresentano emblemi araldici o tematiche amatorie legate all'apparentamento di due famiglie.